Oltre 4 milioni di passeggeri nell'anno appena concluso. In questo 2018 sono molte le novità, nuove rotte, l'aeroporto di Cagliari-Elmas, insomma sempre più internazionale. Presidente De Pascale, numero uno della Camera di Commercio, lei però ha lanciato una proposta a provocazione, ovvero lei ha detto 2 aeroporti nel raggio di 100 km sono troppi. No, per carità, non vorrei essere frainteso, il tutto è nell'arco di un discorso più ampio, quindi di collaborazione tra gli aeroporti, di collegamento tra gli aeroporti. Ho ricordato appunto che in ambito internazionale la distanza di 100 km non necessita naturalmente di 2 aeroporti, è il traffico, sono le necessità del territorio. La Sardegna è un territorio dove i 2 aeroporti possono coesistere, devono essere connessi perché il traffico internazionale lo richiede, devono cooperare e collaborare perché la realtà oggi lo richiede, ma lo devono fare tutti e 3 assieme, non null'altro che questo. Lei ha fatto anche un ragionamento dicendo serve comunque un potenziamento, o meglio più attenzione per quanto riguarda il trasporto su ferro, su rotaia. Ecco, assolutamente sì, questo è un progetto che deve essere, io ritengo, la priorità per la Sardegna. La Sardegna deve essere non solo facile da raggiungere dall'esterno, ma deve essere anche facile per i movimenti interni. Questo è quello che chiedono i turisti, ma questo è quello che credo chiedono i cittadini sardi e probabilmente servirebbe anche e servirà anche ad abbattere molte vecchie barriere tra la Sardegna e tra i sardi soprattutto. In ultimi flash, Presidente De Pascale, si può dire che quindi oggi la Camera di Commercio attraverso la Soga tende la mano agli altri 2 aeroporti della serie facciamo sinergia? Assolutamente sì, questo è quanto noi abbiamo chiesto fin dall'inizio e quanto sta accadendo e utilizzeremo tutte le nostre capacità perché continui, avvenga e progredisca.